Buonasera da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Si infittisce il giallo della morte di Simona Cinà, la studentessa di Capaci trovata cadavere nella piscina di una villa a Bagheria nel Palermitano dove si svolgeva una festa. Sequestrata, la casa disposta all'autopsia per il legale della famiglia. Sono troppi i punti oscuri. Caltanissetta, picchia e violenta la moglie 67enne per anni, in carcere il marito 80enne, le indagini partite dopo il ricovero della donna in ospedale. Catania, accoltella una vicina di casa al culmine di una lite a San Cristoforo, arrestata per tentato omicidio una 34enne, in carcere anche il marito esponente del Gran Cappello Cara Teddy per violenza privata. 3 sparatorie in 2 giorni a Catania, proiettili contro la sala cinesca di una gastronomia e una gioielleria a San Cristoforo, ritrovati 8 bossoli davanti la casa di un pregiudicato. Resti umani misti a rifiuti di ogni tipo nell'ossario, gestione irregolare delle sepolture a Mazzarino nel Nisseno, dove il sindaco segnala alla procura le gravi anomalie nel cimitero comunale. Messina, le frecce tricolori regalano sorrisi ai piccoli pazienti del Policlinico. Domani l'esibizione dei piloti acrobatici più amati del paese in una tappa dell'Air Show 2025. Calcio, con l'amichevole di domani il Catania completa il ritiro a Norcia e prepara il ritorno in città. Vola la campagna abbonamenti sfiorata a quota 10.000. Trapani e Siracusa attendono novità dal mercato. Ancora ben trovati, resta un giallo, la morte di Simona Cinà, la ventenne trovata cadavere nella piscina in una villa a Bagheria durante una festa di laurea. La famiglia vuole sapere che cosa sia successo realmente per una tragedia che resta ancora con troppi punti oscuri. Sentiamo Giusy Lazzara. Che cosa è successo in appena un'ora, dalle 3:20 alle 4:13? Questo è il buco nero che ha inghiottito Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta ieri sera nella piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Un'amica ha detto ai carabinieri di averla salutato alle 3:20 quando ha lasciato la festa, mentre Simona è rimasta a ballare accanto alla console. L'allarme è stato dato alle 4:13, sono stati gli amici della ragazza a chiamare il 112. Il disperato soccorso del 118 e l'arrivo dei carabinieri che hanno sequestrato la villa e disposto l'autopsia sulla salma. Uno dei ragazzi, qualche ora dopo, è stato portato in caserma per il prelievo del DNA. Nella villa, infatti, sono state trovate tracce di sangue, ma il giovane ha raccontato di aver dato un calcio per lo shock dopo aver saputo della tragedia e di essersi ferito. Sul sangue, tuttavia, gli investigatori che indagano sul caso faranno accertamenti. E restano ancora però tanti punti oscuri sulla vicenda e l'avvocato Giambrone, legale della famiglia, a volerci vedere chiaro. La piscina era assolutamente vicina alla zona di danza, si ballava tutto sulla piscina, quindi non è normale che nessuno abbia nulla. Inoltre poi ci sono degli elementi su cui dobbiamo sicuramente fare ulteriori indagini, quale anche il fatto che diversi testimoni hanno dichiarato che la ragazza è stata vista supina con la faccia verso su, e ciò stride chiaramente con la teoria dell'annegamento. Poi vi è il problema che comunque era un open bar, ci aspettavamo di trovare nella scena della piscina bottiglie, vetro, bicchieri, plastica, non c'è nulla di tutto ciò. Ancora siamo nella fase iniziale delle indagini, quindi secondo me uscirà ancora moltissimo su questa vicenda. Le ultime ore di vita di Simona è stata lei stessa a raccontarle sui social. Una giornata iniziata con gli allenamenti di pallavolo nel campo di beach volley, la sua passione con il surf e lo skateboard. Poi i video della festa che si è trasformata in tragedia. Simona viveva a Capaci, dove la conoscevano in tanti. Io ogni tanto andavo a vedere qualche partita, devo dire davvero una capacità di stare dentro il campo e credo anche dentro la vita davvero consapevole, forte e che dire, la tristezza è infinita su tutti, noi abbiamo annullato tutte le iniziative, gli spettacoli. Nessuna pista al momento esclusa. Andiamo a Caltanissetta, un uomo di 80 anni è stato arrestato con l'accusa di avere picchiato e violentato la moglie per anni. Quest'ultima è stata salvata dai vicini che hanno sentito le urla. Il servizio di Rita Cinardi.
Da 20 anni non le consentiva di uscire da casa se non in sua presenza per fare la spesa, così come non le permetteva di vedere i figli. Tutto questo in un clima di continue violenze e minacce. Lui, un 80enne nisseno, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. A salvare lei, una donna di 67 anni, sono stati i vicini di casa che la sera del 18 luglio hanno contattato il 112 mentre la sentivano invocare aiuto dalla sua abitazione. Quella sera infatti l'uomo non solo l'avrebbe violentata per l'ennesima volta, ma avrebbe anche cominciato a percuoterla utilizzando un batticarne, la cinghia della cintura, calci e pugni. Una volta arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 si erano trovati di fronte a una scena agghiacciante. La vittima, ricoperta di lividi e sanguinante, non riusciva più a muoversi. Subito era stata trasportata in ospedale dove era emersa la frattura di 2 costole, un trauma alla nuca e lesioni ai polmoni, oltre che una serie di traumi e fratture pregressi che non erano mai stati curati. La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare o di ribellarsi al marito che aveva il pieno controllo su di lei. Alla vittima non era consentito uscire nemmeno per andare a trovare i figli. Questi ultimi hanno potuto rivederla soltanto quella sera in ospedale dopo 15 anni. Dopo le dimissioni è stato proprio in casa dei figli che ha potuto trovare rifugio fino a quando, al termine delle indagini, è arrivata la misura di ordinanza cautelare per il marito che dopo l'arresto è stato condotto in carcere. Ci spostiamo a Catania, nel quartiere di San Cristoforo. Una donna di 34 anni è stata infatti arrestata dopo aver accoltellato la vicina di casa al culmine di una lite. In carcere è finito anche il marito, esponente del clan Cappello Cara Teddy, che minacciava la donna perché andasse via. Ma sentiamo Emanuela Corsi. Ti ammazzo, poi le coltellate. Una banale lite condominiale culmina con un accoltellamento nel cuore di Catania. Una storia di sopraffazione e prepotenze, dove è l'atteggiamento mafioso a prevalere. Teatro di questo episodio criminale, il quartiere di San Cristoforo. I protagonisti sono una donna di 34 anni e il marito 26enne appartenente al clan Cappello Cara Teddy. La vittima è invece una giovane donna catanese che la sera del 20 luglio scorso si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro in codice rosso, con diverse ferite d'arma da taglio alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo. Ad accoltellarla è stata la vicina di casa, inchiodata da una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena dell'aggressione. Prima le minacce di morte davanti alle figlie minori, poi colpi dall'alto verso il basso, in rapida successione. La 34enne è stata bloccata da alcuni dei presenti alla vista della copiosa perdita di sangue della donna, ma dopo qualche istante ha ripreso la propria azione violenta. Arrestata dalla polizia, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Dall'inchiesta della procura è emerso che poco prima anche il marito aveva aggredito verbalmente la ragazza, minacciandola di gravi e allarmanti ritorsioni allo scopo di costringerla a trasferirsi altrove. Minacce amplificate dal vanto di appartenere ad un gruppo mafioso e dall'affermata disponibilità di armi. Anche l'uomo è stato arrestato per violenza privata aggravata da futili motivi e dal metodo mafioso. Restiamo a Catania, dove in soli 2 giorni si spara contro la saracinesca di una gastronomia ma anche di una gioielleria, e poi nel quartiere di San Cristoforo colpi di pistola nei confronti dell'abitazione di un pregiudicato. Ancora Giusy Lazzara. Si spara ancora a Catania in solo 48 ore 3 episodi. Più di 30 colpi di mitraglietta sono stati esplosi contro la saracinesca di una gastronomia di viale Ammiraglio Caracciolo. A colpire 2 persone con un casco integrale a bordo di uno scooter. Nelle immagini della saracinesca crivellata dai colpi. Stessa tecnica, ma con una pistola che era stata usata il giorno prima contro una gioielleria di viale Mario Rapisardi. Su questi 2 casi indagano i carabinieri, che stanno cercando di capire se possono essere collegati. Ma non ci sono solo negozi. La terza sparatoria prima dell'alba, con colpi di pistola esplosi contro l'abitazione di un pregiudicato nel rione di San Cristoforo. È stata la vittima a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute pattuglie delle volanti e della squadra mobile che hanno trovato 9 bossoli. E dopo un inseguimento da Palermo a Monreale, i carabinieri hanno arrestato 4 persone che erano a bordo di un'auto che ha forzato più posti di blocco. L'ultimo tentativo di evitare la cattura l'hanno fatto cercando di scappare a piedi. Una quinta persona che era con loro è riuscita a fare perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercata. Il sangue sulle strade dell'isola, 2 morti e 13 feriti in 2 incidenti stradali avvenuti a Caltagirone e Marsala. A perdere la vita un uomo di 71 anni e la figlia 30enne. Orazio Longo.
Questa è la strada killer, la statale 417, la Catania-Gela. Negli anni teatro di incidenti gravi, gravissimi, mortali. L'ultimo è quello che ha visto coinvolti all'altezza di Caltagirone 2 auto articolati e 4 vetture. A morire sono stati Giuseppe Ruscica, di 71 anni, e la figlia Martina, di 33. La madre, 67enne, è stata trasportata in elisoccorso al San Marco di Catania, dove si trova in prognosi riservata. 6 i feriti, tra cui un 39enne di Gela che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma, ricoverato in ortopedia al Trauma Center con una frattura a un piede, trauma cranico e diverse contusioni. La moglie e il figlio di 10 anni si trovano all'ospedale Gravina di Caltagirone, il bimbo ha una prognosi di 30 giorni. Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia municipale di Caltagirone. La magistratura ha aperto un fascicolo di indagine, ma rimane la preoccupazione di una comunità che chiede interventi di messa in sicurezza dell'arteria, troppe volte scenario di morte. A Marsala, lotta tra la vita e la morte, un giovane coinvolto in uno scontro tra 3 auto. In 7 sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, le 2 auto che viaggiavano ad alta velocità in direzione del centro cittadino si sarebbero scontrate con una terza vettura sulla quale c'erano alcune ragazze che stavano tornando a casa. La zona non era illuminata, l'impatto sarebbe stato violentissimo. Avviati gli accertamenti, i conducenti sono stati sottoposti all'alcol test. Gestione irregolare delle sepolture. Siamo a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove il sindaco segnala alla procura delle gravi anomalie nel cimitero comunale. Ma sentiamo di cosa si tratta in questo servizio di Gerry Italia. A Mazzarino, lo storico cimitero comunale è finito al centro di un'inchiesta giudiziaria. Il sindaco Domenico Faraci ha presentato un esposto alla procura dopo aver rilevato numerose irregolarità nella gestione delle sepolture. C'è stata una situazione complessa nel passato, una gestione piuttosto alla leggera, portata avanti così, e che noi stiamo cercando di invertire la tendenza per cercare di mettere ordine. Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini. In alcuni casi lapidi provvisorie coprivano loculi con nomi diversi da quelli originali. I controlli hanno evidenziato estumulazioni effettuate senza preavviso e in assenza di atti ufficiali. Dai registri emerge una discrepanza evidente tra il numero delle estumulazioni e gli incassi registrati nelle casse comunali. Le operazioni, nella maggior parte dei casi, non risultavano né autorizzate né pagate. Il sindaco, in carica da pochi mesi, ha così rimosso alcuni dipendenti dell'ufficio cimiteriale e ha avviato una segnalazione formale all'autorità giudiziaria. Ho cercato di dare un nuovo ordine, un nuovo assetto amministrativo, abbiamo fatto delle rotazioni e oggi voglio dire c'è una situazione che è anche più sotto controllo. Nel cimitero sono visibili decine di loculi manomessi con lo stesso metodo, scavi ai lati per non danneggiare le lapidi. In un viale è stato scoperto addirittura un piccolo escavatore nascosto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni loculi liberati sarebbero stati riassegnati senza alcun passaggio dagli uffici competenti. L'inchiesta coinvolge anche l'ossario comunale, dove dovrebbero essere conservati i resti estumulati. Quello che si trova al suo interno è invece una discarica con condizioni igieniche al limite. Questo è l'interno dell'ossario comunale, del cimitero comunale. Qui dovrebbero essere depositate le cassettine dei resti di chi viene estumulato, ma questo non è un ossario, è una discarica, come potete vedere c'è di tutto qua dentro, resti umani, cassettine, ma anche rifiuti. Secondo gli accertamenti preliminari esisterebbe dunque un sistema che avrebbe aggirato le procedure ufficiali, causando un danno economico al comune e un danno morale ai cittadini. Adesso sarà la magistratura a fare piena luce su quanto accaduto. Cambiamo decisamente argomento. Domani a Messina l'esibizione delle frecce tricolori. Intanto oggi però i piloti della squadra acrobatica hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria del Policlinico Francesco Triolo. Eroi nell'aria, ma anche con il cuore. I piloti delle frecce tricolore hanno reso speciale la mattinata dei bambini dei reparti di pediatria del Policlinico di Messina, una visita che ha scatenato sorrisi, sguardi di ammirazione, gioia, un momento di leggerezza ed allegria con i piloti che hanno consegnato ai bambini gadget e piccoli doni, suscitando domande e curiosità sul mondo del volo e centrando pienamente l'obiettivo dell'iniziativa: trasmettere emozioni positive, così come avviene in occasione degli spettacoli delle frecce tricolore.
vincitori. Domani le Frecce saranno i grandi protagonisti dell'Air Show 2025. Oggi sono iniziate le prove per quello che viene considerato un evento per l'estate messinese. La pattuglia acrobatica ha effettuato un paio di sorvoli sulla zona delle manovre, 9 aerei in squadra più il solista, il programma che prevede 11 diverse esibizioni in cielo. È un'opportunità importante per tutti noi, per l'aeronautica, per far vedere quali sono le capacità che possiamo mettere a disposizione della comunità, cosa sappiamo fare, come lo facciamo, siamo sempre pronti a dare il nostro supporto. Per assistere pronta la terrazza naturale trasformata in isola pedonale della via Consolare Pompea tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia, che verrà chiusa al transito alle 13 alle 20 e traffico dirottato sulla strada panoramica. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo con le immagini davvero impressionanti di un furgone andato in fiamme sulla strada statale da Caltanissetta a Pietraperzia. A tra poco. Siamo tornati in studio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sulla strada statale 640, direzione Pietraperzia, la strada collega appunto Caltanissetta e Pietraperzia, 3 chilometri dallo svincolo per Gela. Fuoco il furgone che stava percorrendo la strada quando l'autista ha dovuto interrompere la marcia a causa del fumo che fuoriusciva dal cofano. L'uomo ha fatto, pensate, appena in tempo a mettersi in salvo e contattare i soccorsi. Il mezzo in pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio con tutta probabilità è stato scatenato dal surriscaldamento del motore. È il primo vero weekend di esodo agostano. Oggi è stata e sarà certamente, probabilmente anche domani, giornata da bollino nero sulle strade siciliane. Continuerà il caldo, ma non con i fenomeni estremi delle scorse settimane. Francesco Triolo. È la prima vera giornata da bollino nero. Il 2 agosto coincide con il weekend più difficile per il traffico sulle strade italiane e siciliane per l'esodo estivo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, in questo weekend si attendono 13.150.000 spostamenti di autoveicoli. Le strade più critiche sono quelle caratterizzate dagli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Domani invece è previsto bollino rosso. Dalle 8 alle 22 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani è previsto il divieto di transito per i veicoli pesanti. ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane hanno sospeso i cantieri più invasivi sulle rispettive tratte, l'intensificazione della circolazione attesa sulla 18 Messina-Catania e sulle autostrade A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Previsti controlli potenziati dalla polizia stradale, attenzione a pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci, i livelli di olio e acqua. Sullo stretto si registrano code, ma con tempi di attesa ancora sostenibili sulla sponda calabrese. Per arrivare in Sicilia, il controesodo invece scatterà dal 16 agosto. Sole e caldo, ma non troppo, accompagnerà il viaggio di chi arriva nell'isola, previste temperature nella media stagionale tra i 30 e i 33 gradi e giornate senza nuvole. Non ci saranno insomma quei fenomeni da caldo estremo delle scorse settimane. E adesso alla musica con la tappa agrigentina di Nino D'Angelo e il suo tour dedicato agli anni '80. Live Arena, una serata tra musica, ricordi e grande partecipazione di pubblico. Davide Sardo. Un tuffo negli anni '80, un bagno di folla e una valanga di emozioni. Il Live Arena di Agrigento ha ballato e cantato con il leggendario Nino D'Angelo in tour con i miei meravigliosi anni '80, estate 2025. Un viaggio musicale che ha fatto vibrare il cuore di intere generazioni. D'Angelo ha portato sul palco i suoi successi intramontabili, da Napoli, l'inno d'amore per la sua città, a Maledetto Treno. Maledetto treno, nemico del cappello, si non fusiva ma Tra cori, luci e nostalgia, Agrigento ha applaudito non solo un cantante ma un'icona. Il tour si concluderà il 12 settembre nella sua Napoli in Piazza del Plebiscito, ma ieri sera il cuore del Sud ha battuto più forte.
E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio con il Catania che domani sarà impegnato in amichevole, ma soprattutto con una bella impennata che riguarda la campagna abbonamenti. A tra poco. E siamo al calcio. Domani allenamento congiunto del Catania a Norcia, sarà una partitella contro il Monte Spaccato. Intanto gli abbonamenti proseguono molto bene, siamo vicini a quota 10.000, mentre sul fronte del calciomercato Trapani e Siracusa attendono delle novità. Ma sentiamo Sergio Colosi. Con l'amichevole contro il Monte Spaccato, formazione laziale di Serie D, il Catania completa il ritiro di Norcia e prepara il ritorno in città. Gli acquisti di Martic e Corbari, che assicurano esperienze e nuove soluzioni a Toscano, hanno avuto un effetto positivo sugli abbonamenti, che a breve raggiungeranno quota 10.000 in attesa di ulteriori impennate. Si lavora ad un amichevole per il prossimo 10 agosto, che coincida con il giorno della presentazione della squadra. Il mercato rossazzurro rimane sempre molto attivo, attesi altri colpi di qualità soprattutto a centrocampo e in attacco. In uscita tante trattative, valigie pronte per Peralta, De Rosa e Marsura, è solo questione di giorni. Riposo per il Trapani dopo il ritiro di Troina, ma non per i dirigenti granata, che con l'arrivo di un difensore e un trequartista completeranno l'organico. Sono circolati i nomi di Michele Camporese, un esordio in A con la Fiorentina e quasi 300 presenze tra B e C, e di Michele D'Ausilio, protagonista della promozione ad Avellino, ma si lavora sotto traccia ad altre soluzioni. Da lunedì ritiro a Canicattini per il Siracusa, che insieme a Damian ha abbracciato 2 giovani del Pisa classe 2006, il mediano Jacopo Frosali e il difensore lituano Motius Sapola. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.